Presentata oggi ufficialmente la Fondazione Empedocle per la promozione della cultura classica. Per l'occasione è stata organizzata una cerimonia ad hoc per la consegna di attestati e diplomi di ingresso alla Fondazione Empedocle. Questa fondazione è istituita con lo scopo di creare un legame tra generazioni passate, presenti e future, che sono legate in diversi modi e per diversi ruoli o storie o esperienze al liceo Empedocle. Vuole mettere insieme esperienze ma anche sensibilità e intelligenze che possano insieme cooperare per la promozione dei valori della cultura classica e umanistica. Il liceo vuole dare il saluto ai giovani che si sono quest'anno diplomati e che hanno già superato brillantemente le selezioni nelle facoltà universitarie, ma vuole anche accoglierli automaticamente e per la prima volta anche così naturalmente, quasi come un passaggio naturale, nella Fondazione Sezione Juvenes come partecipanti, da cui ci aspettiamo sicuramente un contributo propositivo e costruttivo. Una cerimonia con la quale si è voluto simbolicamente segnare il passaggio dei ragazzi dalla condizione di studenti a quella di adulti, facenti parte di una struttura capace di unire e aggregare alla realtà attuale del liceo Empedocle tutti gli ex allievi del prestigioso istituto, che quest'anno festeggia anche il 150° anniversario della sua istituzione. È importantissimo veicolare l'importanza della cultura classica in una terra come la nostra, quale la Sicilia. Sono senz'altro d'accordo. In un mondo in cui la tecnologia, però quella perversa, sembra dominare sui valori essenziali che sono quelli umanistici, a me pare che la cerimonia di oggi, che esalta i valori classici e i valori dell'umanesimo, sia veramente una riunione essenziale. Vogliamo riunire le risorse che rappresentano i giovani che sono usciti da questo liceo, che ormai diventati adulti possono continuare a dare il loro contributo che deriva dalle professioni che hanno intrapreso, perché noi crediamo che soprattutto nel nostro paese la tradizione della cultura classica sia fondamentale. Presenta l'iniziativa, oltre al vice sindaco Massimo Muglia, anche il primo cittadino di Agrigento, Marco Zambuto, particolarmente commosso perché anche lui è stato un allievo della scuola. In questa scuola ho trascorso gli anni più belli della crescita e della formazione. Oggi fare parte della fondazione rappresenta un momento assolutamente importante, rispetto al quale tutta la città di Agrigento potrà avere un grande contributo dalla fondazione proprio del liceo Empedocle, perché ritengo che proprio dagli studi classici dobbiamo sempre attingere.